ho ipotizzato questo piano, questa cosa di poter fare questa cosa, di in un eventuale futuro momento di rapirla con me, stare qualche tempo un po' insieme, poi farle inevitabilmente del male, sì, togliere la vita. Era un piano quello di Filippo Turetta, che tra lunghe pause e tante esitazioni ha ammesso che il suo intendimento era quello di uccidere Giulia, e questo già dalla sera del 7 novembre, 4 giorni prima del delitto, quando il giovane aveva stilato una prima lista di cose da fare e oggetti da comprare, un vero e proprio elenco dell'orrore. In corte d'assise a Venezia il 22enne è arrivato poco dopo le 8 a bordo del cellulare della polizia penitenziaria, tradotto dal carcere di Montorio a Verona, dove si trova da quasi 11 mesi. Poco dopo l'arrivo in piazzale Roma di Gino Cecchettin, il papà di Giulia, che in aula per la prima volta si è trovato davanti al killer della figlia, ma Filippo lo sguardo di Gino non lo ha mai incrociato in quasi 6 ore di deposizione, la testa bassa, gli occhi immobili, le lacrime scendono quando gli si chiede perché ha ucciso Giulia. Avevo rabbia perché sostanzialmente, non so, cioè, io soffrivo di questa cosa e volevo tornare insieme, lei non voleva e quindi, non so, mi faceva arrabbiare che non volesse. Volevo che il nostro, non so, tra virgolette, il nostro destino fosse lo stesso per entrambi. Rabbia è la parola che Filippo utilizza più spesso. Ovviamente sono, sì, eh, pensieri ingiusti, di dire, non so, soffro io, devi soffrire anche tu, non so, cose di questo tipo. Intanto la difesa ha depositato un memoriale scritto dallo stesso Turetta negli ultimi mesi di carcere, un documento che entra nel processo con la Corte d'Assise che ha annullato l'udienza già fissata per lunedì. L'interrogatorio è quindi chiuso, Filippo torna in carcere a Verona in attesa di sentenza.